Benvenuti in diretta su shritalia.com, il canale di informazione che abbiamo riattivato dal 1 di ottobre tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 12:15. 15 minuti di notizie, approfondimenti e spunti sul mondo del lavoro. 15 minuti per fare il punto sulle cose che stanno cambiando. Come sempre la nostra diretta è divisa in tre parti, la prima dedicata a tutte le novità dell'ultima ora, nella seconda spazio a domande e risposte dal nostro portale espertolavoro.com e infine nella terza parte storie, interviste e pillole di lavoro. Ma cominciamo dalle novità dell'ultima ora. Anche oggi è una puntata ricca, in quanto nella serata di ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Ristori Quater, è il numero 157 del 2020 ed è in vigore già dalla giornata di ieri, 30 novembre. In particolare viene prevista la sospensione dei contributi previdenziali, ma anche delle ritenute alla fonte e dell'IVA che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che abbiano registrato un calo del almeno il 33% del fatturato del mese di novembre, parametrato al mese di novembre dell'anno precedente, 2019. Viene chiarito che può beneficiare di questo regime di sospensione anche chi ha aperto l'attività di impresa dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito di un provvedimento appunto di restrizione ai sensi della disciplina introdotta dal DPCM del 3 novembre. È quello che ha introdotto la classificazione in zone rosse, gialle e arancioni nel nostro paese. Possono inoltre beneficiare della sospensione anche quelle attività che hanno avuto una restrizione in quanto impresa con sede in zona rossa, tutti i ristoranti delle zone arancioni e delle zone rosse e tutto il settore dei tour operator, agenzie di viaggio e alberghi operanti nelle zone rosse. Sempre il decreto Ristori Quater prevede un'estensione della platea dei soggetti che in virtù del loro codice Ateco possono beneficiare dell'indennità onnicomprensiva. Vengono aggiunte ulteriori categorie, in particolare quella degli agenti e dei rappresentanti di commercio. Viene inoltre prevista una nuova indennità, una tantum a fondo perduto pari a 1.000 euro per le imprese stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiate dall'emergenza epidemiologica Covid-19 ed altre categorie come ad esempio gli iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali, i lavoratori stagionali anche appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano involontariamente cessato il proprio rapporto di lavoro, nonché c'è copertura con questa indennità ulteriore di 1.000 euro per gli intermittenti e per gli incaricati di vendite a domicilio. Quindi un nuovo finanziamento di questa indennità a fondo perduto pari a 1.000 euro. Cassa e data di assunzione, un importante chiarimento contenuto nell'articolo 13 del decreto Ristori 4 in vigore, lo ripetiamo, già dalla giornata di ieri, che mette finalmente fine a quella querelle che si era generata circa la data di assunzione dei lavoratori per poter essere collocati in cassa. Finalmente il provvedimento legislativo di ieri chiarisce che possono rientrare anche nelle 18 settimane di cassa non ancora fruite del decreto 104 2020, anche tutti quei lavoratori assunti prima del 9 novembre 2020, quindi ci possono rientrare anche i soggetti assunti dopo il 13 luglio 2020, data a cui era legata l'applicabilità delle settimane di cassa autorizzate ai sensi del decreto 104, il decreto agosto. La norma di ieri chiarisce che la data da prendere da riferimento a cui vengono agganciati anche questi trattamenti di cassa, oltre a quelli del decreto ristori, parliamo delle nuove 6 settimane, è quella del 9 novembre 2020 sostanzialmente per tutti.
Viene inoltre posticipato al 31 dicembre 2020 il termine per l'invio delle domande di cassa relative a periodi di sospensione che abbiano avuto inizio nel mese di novembre 2020. Anche qui l'INPS, con un messaggio di venerdì scorso, 27 novembre, il numero 4484, ha rimediato ad un pasticcio che si era appunto generato nel testo legislativo del decreto ristori, che aveva introdotto in via transitoria un diverso termine che sarebbe scaduto il 30 di novembre per l'invio delle domande di cassa per periodi iniziati durante il mese di novembre. Si trattava con tutta evidenza di un refuso di precedenti decreti. Il messaggio comunque INPS di venerdì scorso mette la parola fine anche in via ufficiale. Casse cominciate a novembre, ai sensi del decreto 137-2020, decreto ristori. C'è tempo fino al 31 dicembre 2020, quindi scadenza ordinaria, per inviare la relativa domanda di cassa integrazione. Infine, l'Agenzia delle Entrate, con una risposta ad un interpello, ha affermato che la chiusura per quarantena di uno studio professionale che svolge l'incarico di intermediario non rappresenta una causa di forza maggiore né un evento eccezionale e imprevedibile che possa legittimare la sospensione o il differimento degli obblighi fiscali e tributari in capo ad un soggetto terzo, cliente dello studio, estraneo quindi al provvedimento di quarantena sanitaria. Quindi il contribuente, imprenditore, deve sostanzialmente assolvere comunque ai propri obblighi fiscali e tributari e non può chiedere una sospensione per il mero fatto che lo studio professionale che lo assiste, a cui ha dato l'incarico, la delega per gli adempimenti fiscali e tributari, venga posto in quarantena per Covid. L'INL, con una nota, la 1046 del 26 novembre 2020, ha introdotto un importante chiarimento in disciplina di cambio di appalto e quota di riserva. L'ispettorato chiarisce che nel momento in cui un organico aziendale venga sostanzialmente incrementato nella sua misura quantitativa con conseguente variazione della quota di riserva, vale a dire il numero di soggetti disabili che un datore di lavoro deve avere in forza, in virtù del fatto che appunto l'incremento dell'organico ha natura solamente temporanea e funzionalmente legata al periodo dell'appalto, tale incremento di organico, e solo l'incremento, va escluso ai fini del computo della quota dell'obbligo riservata all'assunzione delle persone disabili. Quindi sostanzialmente il datore di lavoro dovrà calcolare la propria quota di riserva al netto della forza lavoro che ha ereditato in virtù del cambio di appalto. Decreto cashback in Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato nella Gazzetta del 28 novembre il decreto che ha sostanzialmente introdotto la disciplina, le condizioni, i casi attuativi per l'attribuzione di un rimborso in denaro a favore del soggetto che, al di fuori dell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizzi strumenti di pagamento elettronici. Infine una notizia curiosa che arriva dall'estero: in Germania il governo ha varato una misura che prevede 5 euro al giorno di indennità per chi lavora da casa, per un massimo di 100 giornate all'anno, quindi il tetto è di 500 euro annui e entro un limite massimo temporale di 2 anni. Una notizia comunque curiosa e significativa, in virtù della quale il governo tedesco intende sostanzialmente compensare il disagio dei lavoratori che sacrificano spazi privati della propria abitazione per esercitare la propria attività lavorativa da remoto, sostanzialmente in smart working. Per quanto riguarda i webinar della settimana, cominceremo oggi pomeriggio alle 15 con Valentina Fabruzzo, che ci parlerà di tutti quelli che sono stati gli ultimi chiarimenti dell'INPS in materia di assunzioni agevolate e congedi per Covid. In particolare verrà trattato l'esonero contributivo previsto a favore di quelle aziende che abbiano assunto o stabilizzato a tempo indeterminato lavoratori nel periodo tra il 15 agosto e il 31 dicembre.
di quest'anno. Nella giornata di domani invece con Enrico Cavinato il punto della situazione su i decreti ristori 1, 2, 3 e 4, ormai con quello di ieri siamo appunto arrivati al quarto decreto ristori, con l'analisi di tutte quelle che sono le misure introdotte a contrasto appunto e al ristoro dei danni provocati a livello economico soprattutto dalla pandemia, e quindi sospensioni contributive, indennità e requisiti. Domani pomeriggio sempre tra le 15 e le 16 con Enrico Cavinato. Infine nella giornata di giovedì con Gianluca Germani spazio al webinar app e social media, regole per chi lavora e per chi utilizza questi strumenti. Passiamo ora alle domande e alle risposte. La prima domanda: poiché i termini di invio della domanda di cassa integrazione, ai sensi del decreto ristori, erano previsti in fase di prima applicazione entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto, per le domande relative alle sospensioni di novembre, dovevo inviare le istanze entro il 30 novembre o posso seguire l'ordinaria scadenza al 31 dicembre? L'abbiamo già accennato in una delle slide precedenti, ma è molto importante ed è di attualità proprio in questi giorni, quindi ci ritorniamo. Come precisato nel messaggio dell'INPS di venerdì scorso, deve considerarsi unicamente il termine ordinario di scadenza della presentazione della domanda, ovvero entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro e la collocazione in cassa. Quindi nessun problema se abbiamo fatto delle sospensioni ai sensi del decreto ristori dal 16 novembre in poi, non abbiamo ancora presentato la domanda di cassa, abbiamo tempo fino al 31 di dicembre come ordinariamente previsto per presentare la relativa domanda di cassa all'INPS. La seconda domanda: esonero contributivo. Cosa si intende che il recupero non potrà superare la contribuzione datoriale? La fruizione dell'esonero nel mese non può generare un credito contributivo. Questo è un principio generale che l'INPS in ognuna delle sue circolari operative sugli incentivi che introduce ogni volta afferma e ribadisce. Pertanto la misura poi mensile della fruizione dell'incentivo a carico del datore di lavoro può arrivare al massimo a concorrenza e a capienza del debito previdenziale che lo stesso datore di lavoro ha nel mese di riferimento verso l'INPS, quindi al massimo la concorrenza di quello, non posso andare a credito. Terza ed ultima domanda: se l'azienda aderisce al Fondo Nuove Competenze, le ore in cui il lavoratore farà formazione saranno a contribuzione normale oppure avranno una contribuzione figurativa come per la cassa integrazione? La risposta: le ore di formazione avranno la stessa contribuzione delle ore di lavoro ordinaria. In particolare, in sede di approvazione del progetto per il Fondo Nuove Competenze, l'ANPAL determinerà l'importo massimo riconoscibile a titolo di rimborso al datore di lavoro, distinguendo tra costo orario delle ore di formazione e contribuzione previdenziale assistenziale relativa a quelle ore di formazione, e sarà poi l'INPS a erogare il contributo trimestralmente. Queste sono le prime indicazioni che abbiamo, attendiamo comunque quelle definitive e successive per la gestione di questo adempimento. Vi ricordiamo che per qualsiasi altra domanda potete fare riferimento al nostro portale espertolavoro.com, dove troverete una risposta in tempi celeri. Infine, storie, interviste e pillole di lavoro. L'evidenza di oggi è ad un articolo che trovate all'interno del nostro magazine laborability.com, in particolare malattia del dipendente, quali controlli può fare il datore di lavoro. Troverete spiegati quelli che sono tutti gli obblighi del lavoratore e le verifiche che il datore di lavoro può fare nei suoi confronti nel rispetto della legge per verificare le assenze per malattia dei propri dipendenti, anche con il supporto di investigatori privati.